In uno scenario surreale, ieri sera a New York, nel giardino del prestigioso centro culturale italiano Casa Belvedere in Staten Island, di cui si gode un meraviglioso panorama sulla città di New York e sul vicino Ponte Verrazzano, che illuminato sembra un filo di perle in presenza di un volto e qualificato pubblico, è stato presentato il film Re minore dal regista siciliano Giuseppe Ferlito. La serata è iniziata con la presentazione del film da parte della direttrice del Centro Culturale Beatrice Alecci, a cui è seguito il saluto del presidente e fondatrice Gina Biancardi. Prima della proiezione la direttrice ha ringraziato Lucia Colletti per avere proposto la visione di Re minore e seguito poi un breve video di saluto, di ringraziamento e di presentazione del film da parte del regista Giuseppe Ferlito. Era presente alla proiezione il protagonista del film Gabriele Ferrandelli, Mimì nel film e anche due altri personaggi, Fabrizio e il sindaco, rispettivamente Walter Nessola e Vito Ferrandelli. È stata un'esperienza, ha detto Gabriele Ferrandelli, protagonista del film meraviglioso e indimenticabile. In un incantevole scenario naturale abbiamo parlato di cultura italiana, di cinema e soprattutto della Sicilia, che è la vera protagonista del film con i suoi tanti problemi e le numerose contraddizioni, ma piena di luce, suoni e splendidi paesaggi. Ringrazio di cuore a nome mio del regista Ferlito, dell'intero cast, il Re minore, Lucia Colletti, membro di Casa Belvedere, la direttrice Alecci e la presidente Biancardi per avermi dato la possibilità di essere presente in un contesto internazionale di grande rilevanza culturale. Il film ha riscontrato il consenso unanime del pubblico, che alla fine della proiezione gli ha tributato un lunghissimo e sentito applauso, e seguito poi da un dibattito con numerosi interventi del pubblico ai quali hanno risposto gli attori. Questo film è un viaggio a ritroso nella mia terra, sostiene il regista Giuseppe Ferlito, luogo di contraddizioni, di sentimenti e di forti contrasti. La doppia anima della Sicilia, quella che guarda al futuro, giovane, moderna e innovativa, e quella che resiste e non vuole cambiare, ancorata alle tradizioni e ai vecchi costumi. Ringrazio tutti per questa bellissima iniziativa, principalmente la direttrice Beatrice Alecci, la presidente Gina Biancardi e Lucia Colletti. Grazie a tutti, spero il mio film vi piaccia, quindi buona visione.